presenza al 50% per circa 20.000 studenti trevigiani delle superiori. Steward e movieri anti-assembramento a sorvegliare bus e ingressi degli istituti. I ragazzi non vedevamo l'ora. Sorvegliato speciale il trasporto pubblico locale, rientro a scuola regolare, dice MOM, non sono mancati però assembramenti, soprattutto alle fermate degli autobus. Il Veneto da oggi è tornato giallo, Zaia ha patto con i cittadini per evitare di tornare indietro, nessuna ordinanza per ora, mi fido dei veneti, dice il Presidente appellandosi alla responsabilità. L'ULSS 2 riorganizza la campagna vaccinale dopo la modifica del calendario regionale, in arrivo le telefonate agli over 80 per definire luogo e appuntamento delle vaccinazioni anti-Covid. Oggi hanno riaperto bar e ristoranti con servizio fino alle 18, l'emozione di clienti ed esercenti che sperano non si torni indietro, un'altra chiusura sarebbe la fine. Sindaci chiamati in causa dal CTS in questa fase di riaperture per evitare assembramenti, il sindaco Conte, no scaricabarile, serve impegno di tutti. Non più sacchi neri per ridare ai familiari gli effetti personali dei malati Covid morti in ospedale, dal volontariato consegnati al Cafoncello 1500 sacchetti per dimostrare partecipazione al dolore. Ben ritrovati con il telegiornale di Treviso, in primo piano il rientro in classe, un ritorno in classe carico di attese, quello di oggi per 20.000 studenti trevigiani delle scuole superiori, sorvegliato speciale il trasporto pubblico locale, rientro regolare, dice MOM, ma non sono mancati alcuni assembramenti, soprattutto alle fermate. Vediamo. Per favore, chi deve proseguire con gli istituti? Avanti, se non siamo in regola si resta fermi. Hanno avuto il loro bel da fare i quasi 60 steward schierati da MOM per garantire il ritorno in classe di oltre 20.000 studenti trevigiani con loro polizia locale e protezione civile. 27 nuovi mezzi, 100 le corse in più. Nel piazzale della stazione di Treviso l'ora X scatta alle 7.30, questo è il nodo più delicato della Marca. La criticità principale subito emersa riguarda la concentrazione di ragazzi alle fermate di Via Roma, poi fatti defluire verso le navette sotto il cavalcavia, un nodo su cui si interverrà già nelle prossime ore. Resta la differenza tra il rispetto delle norme anticontagio e la percezione dell'effettivo carico dei mezzi. C'è una percezione diversa, anch'io ce l'ho avuta. Abbiamo però contattato le persone, sono nei limiti del 50%. Non c'è distanziamento, questo purtroppo sull'autobus non esiste distanziamento. Forse così si spiega anche la forte protesta di una signora, peraltro senza mascherina, che ha chiesto agli steward di riconteggiare i ragazzi a bordo di un pullman, numero che poi è risultato a norma, conferma lo stesso Coladon. A salire su un bus anche il presidente della provincia Marcon. C'è stato un momento di taratura in fase iniziale, ho visto 3-4 autobus che forse avevano una situazione borderline, ma per il resto mi sembra che la partenza sia stata buona. Promuove gli studenti sul campo il sindaco di Treviso. Devo ringraziare gli studenti e la MOM ovviamente e tutti quelli che hanno lavorato per mettere in piedi un'organizzazione sicura. Però i protagonisti in questa fase sono gli studenti e devo ringraziarli perché stanno affrontando nel migliore dei modi questa nuova fase, questa nuova conquista con l'obiettivo di arrivare alla zona bianca. Solo in tarda mattinata la polizia locale di Treviso è intervenuta per un assembramento al polo di San Pelaio, spiegando ai ragazzi di rimanere più distanziati. Nessun problema particolare si è verificato al rientro da scuola. Questa è la situazione in Viale Europa, sempre monitorata dai movieri. Distribuitevi lungo il corridoio per cortesia. Al Max Planck di Villorba rafforzato il trasporto ferroviario. Quanto ai diretti interessati, ci sono più controlli, la capienza è ridotta e ci sono meno persone. Prima era un assedio per entrare nei pullman, adesso un po' meno. Rispetto a inizio anno secondo me è migliorato anche con i trasporti, però almeno è il primo giorno, quindi non saprei ancora. E sono 34 gli istituti superiori della Marca, 90 i plessi che oggi sono ritornati a riaprire le porte agli studenti. A loro si è rivolto direttamente il presidente della provincia, Marcon, nel corso di una visita all'istituto Mazzotti, dove si trovano anche i contestati banchi a rotelle. Quel che serve è che voi in qualche modo ci diate una mano perché questo sistema funzioni, insomma, e il coordinamento c'è, cambiare un attimo le abitudini ed essere collaborativi.
L'appello a collaborare soprattutto nel tragitto casa scuola è arrivato direttamente dal presidente della provincia in visita all'Istituto Mazzotti di Treviso, dove sono stati oltre 800 gli studenti rientrati in presenza per quello che è sembrato l'inizio di un nuovo anno scolastico. Era un rientro molto atteso, i ragazzi si sono presentati a scuola molto ordinati, molto corretti, tutti con la mascherina. Noi abbiamo il 50% di ciascuna classe, un'organizzazione che avevamo già testato a partire dal 14 settembre. In questa classe ogni studente è dotato di gel igienizzante e la lavagna multimediale consente a chi è a casa di seguire tutta la lezione, interrogazioni comprese. A questo punto lei deve semplificarmi x al quadrato fatto x che le farà x. Ah, ok. Cambia la didattica, cambiano i metodi e gli spazi e tra un'aula e l'altra fanno capolino i banchi della discordia, quei banchi a rotelle per i quali è stata trovata una collocazione dedicata. Non le utilizziamo nelle aule tradizionali in quanto i ragazzi sono già seduti a scacchiere uno su uno, ma le abbiamo utilizzati per le aule multimediali, i gruppi mistilingue, gli angoli di lettura dove i ragazzi comunque avendo spazi piccoli si possono distanziare. Nella Marca gli istituti superiori sono 34, collocati in 90 plessi da Castelfranco a Oderzo. Questi ragazzi dell'Alberini di Lancenigo si stanno preparando alla maturità. Rientrare in classe aiuta la concentrazione. Dopo un bel po' di mesi sinceramente c'è un po' di voglia di ritornare, perché comunque la didattica a distanza secondo me ti sfinisce, soprattutto l'ultimo anno dove hai gli esami, i prof ti martellano. La sveglia è stata un po' scombussolante, diciamo, però penso di parlare a nome di tutti, sono contento comunque di tornare in classe con i miei compagni, alla fine mi mancavano un po'. Stress test dunque per il trasporto pubblico locale veneto, ne ha parlato oggi l'assessore ai trasporti De Berti, sentiamo. Stamattina è andato tutto bene, in tutta la regione io ho sentito tra presidenti di provincia, sindaci, assessori, le aziende di trasporto le ho sentite tutte. 463 autobus aggiuntivi per 1087 corse supplementari e un piccolo esercito tra personale di terra messo a disposizione dalle aziende di trasporto, volontari della protezione civile, agenti di polizia locale e delle forze dell'ordine. In Veneto il primo giorno di rientro alle superiori con presenza in classe al 50% è andato bene, ma le prossime settimane saranno decisive per limare un sistema che rimarrà sotto monitoraggio nelle prossime 2 settimane. La domanda deve anche stabilizzarsi nei prossimi giorni, perché non è detto che la domanda sarà quella di oggi, potrebbe subire delle modifiche, perché potrebbe anche essere che magari i primi giorni ci sia più di qualche genitore che preferisce portare a scuola i figli. Comunque diciamo un esito positivo. Molte aziende hanno operato con un servizio al 50%, Treviso e Vicenza come se il rientro in classe fosse al 60% e altre ancora al 70%. L'obiettivo è arrivare tutti al 75%. Qualche piccola criticità intanto si è vista soprattutto nelle grandi città. L'importante è che tengano le mascherine, sono all'aperto, mantengano le distanze, poi se 500 studenti devono prendere gli autobus per tornare a casa, non è che li possiamo tenere distribuiti per la città e portarli in stazione, quindi sicuramente ci saranno presenze massicce di studenti, l'importante è che stiano lontani. Rimane poi da valutare l'impatto che avrà l'aumento di autobus sul traffico. Ho avuto qualche ritorno, diciamo con qualche criticità su Mestre. Ho parlato con il direttore di ACTV, mi diceva che hanno avuto qualche... l'importante è che i ragazzi arrivino in orario a scuola, però probabilmente hanno avuto qualche ritardo in arrivo degli autobus. L'andamento dell'epidemia ora nel bollettino regionale: 322 i nuovi casi nelle 24 ore, a Treviso sono 48 i nuovi positivi, 75 i decessi in Veneto, 23 dei quali si sono registrati negli ospedali della provincia di Treviso. E Veneto dunque da oggi è in zona gialla. Il presidente Zaia ha utilizzato la metafora del semaforo per invitare i veneti a fare attenzione ad evitare il ritorno in arancione, ma la giornata di oggi coincide anche con una riorganizzazione della campagna vaccinale anti-Covid. Sentiamo. Da oggi cambia lo schema di gioco, da oggi entriamo in una modalità, in uno scenario che è diverso da quello che avevamo fino a ieri.
Da oggi pesa molto di più la responsabilità individuale. Il giorno in cui anche il Veneto si rimette in moto dopo la conta dei contagi, le parole con cui il governatore Zaia, dopo quasi un anno di dirette quotidiane, si rivolge ai veneti sono ancora fiducia e responsabilità. È un lavoro di comunità questo, no? Dobbiamo immaginare di essere come a marzo, che abbiamo fatto un grande e strepitoso lavoro, e vi ricordo che il modello dell'Istituto Superiore della Sanità è un attimo per entrare in uno scenario di rischio alto e tornare ad arancione o rosso. Voglio dare fiducia ai veneti, ha continuato, per questo non emanerò nessuna ordinanza anti-assembramento. Con i 2.210 ricoverati negli ospedali veneti e 33.820 persone ancora positive, il Veneto si appresta a tornare ai numeri di marzo, dove negli ospedali erano ricoverate 2.068 persone. Quello fu il numero massimo mai raggiunto. Ora che il trend si conferma in calo, la riapertura di molte attività, bar, ristoranti, la scuola, impone di mantenere saldo l'impegno profuso fino ad oggi. Quello che accadrà in queste ore, in questi giorni, in queste settimane ci darà una contabilità a fine febbraio. Se riparte l'infezione, ripartiranno prima le aree non critiche, quindi i ricoveri ordinari, poi inizieranno a impennarsi le terapie intensive. E proprio per le scuole in queste ore sarà inviato al Comitato Tecnico Scientifico Regionale il piano per i test a campione per le classi superiori per monitorare l'andamento del virus. La Regione oggi ha annunciato anche un cambio radicale del piano vaccinale annunciato pochi giorni fa per allinearsi con quello nazionale che parte dagli over 80. Si partirà con 40, poi 41, scusatemi, 40, 39, eccetera. Solo quando avremo finito tutta questa fase, quindi se una persona avrà 101, 102, 103, 104 anni, insomma non so il più vecchio di che classe sia, poi partiamo con gli over 75. La fornitura AstraZeneca sarà destinata alle categorie dei servizi essenziali come docenti e forze dell'ordine. L'obiettivo del Ministero, che dovrebbe chiudere l'accordo in una settimana, è affidare questo ciclo vaccinale a medici di medicina generale e farmacie. E l'ULSS 2 della Marca riorganizza dunque la campagna vaccinale dopo la modifica del calendario deciso dalla Regione. In arrivo le telefonate per gli over 80 per definire luogo e appuntamento della vaccinazione. Si parte in linea di massima tra il 12 e il 15 di febbraio. Stiamo valutando, e credo che faremo inizialmente per la prima corte, quindi quella del 41 per capirsi, faremo con la telefonata. Dopo la variazione regionale del calendario, anche l'ULSS 2 riorganizza le prossime tappe della campagna vaccinale anti-Covid, precedenza agli over 80 che verranno contattati nei prossimi giorni, non più via posta ma al telefono. Faremo 4.800 chiamate telefoniche, i nostri stanno già attrezzando, nel momento in cui non troviamo l'anziano chiameremo i familiari. Le linee dei CUP sono raddoppiate e gli operatori riserveranno i pomeriggi per contattare gli anziani. Il pomeriggio l'anziano riceverà delle telefonate e verrà spiegato a lui dove deve andare, a che ora, con orario e luogo. I medici di famiglia verranno coinvolti nella campagna vaccinale, mercoledì l'incontro per definire i dettagli e contribuiranno alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, approvato per le fasce d'età dai 18 ai 55 anni e più semplice da conservare, non necessitando di super freezer come Pfizer e Moderna. Intanto calano negli ospedali trevigiani i ricoveri, sia in terapia intensiva che nei reparti di area non critica, e da oggi ripartono le visite ambulatoriali. Torneremo in pari con la dermatologia nel giro di 15 giorni. Faccio un esempio. Per quanto riguarda la pneumologia è impossibile arrivare in pari finché abbiamo i pneumologi che sono impegnati ovviamente a seguire pazienti Covid. E da alcune settimane è possibile per i familiari fare visita ai pazienti Covid in gravi condizioni ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali dell'ULSS 2. A permetterlo un nuovo protocollo che stabilisce le linee guida aziendali per consentire questa tipologia di accessi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Appunto nel rispetto delle norme che vietano le visite nei reparti in cui sono ricoverati i pazienti Covid, ha spiegato il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi, abbiamo ritenuto
in un'ottica di umanizzazione, di poter recepire in questa fase le richieste che ci sono pervenute dai familiari dei pazienti in gravi condizioni ricoverati in terapia intensiva, costretti a fare i conti, oltre che con la grave malattia del congiunto, anche con l'impossibilità di vederlo. Mentre negli altri reparti il problema è stato superato per tutti i pazienti grazie alla tecnologia, in rianimazione sono ricoverati anche pazienti che versano in situazioni estremamente critiche, collegati a macchinari e sottoposti a procedure che impediscono le comunicazioni tramite cellulare o tablet. Di qui, conclude il direttore generale, la decisione di aprire a questa tipologia di visite nel rigoroso rispetto di una serie di procedure relative a comportamenti da adottare, ovviamente utilizzo di dispositivi di protezione volti a permettere l'accesso in sicurezza all'interno del reparto. Ed oggi, con l'entrata del Veneto in zona gialla, hanno riaperto anche bar e ristoranti. A questo tema è dedicato il nostro sondaggio di oggi. Vediamolo insieme con l'aiuto della grafica. Ristoranti, giusto aprire anche la sera? Se per voi la risposta è sì, uno squillo gratuito al numero che vedete sulla barra di colore verde. Se per voi è no, uno squillo sempre gratuito al numero che vedete in sovraimpressione sulla barra di colore rosso. Come sempre il risultato nel corso di Ring, in onda questa sera a partire dalle 21:15. Si torna dunque a bere il caffè al bar o a concedersi uno spritz, piccoli piaceri della vita per tanti trevigiani che a questo punto sperano di non tornare indietro. Vediamo. Qui a Treviso il caffè lo fanno buono, non solo a Napoli. Ah, che bello caffè! Anche a Treviso 6 anni fa, con la ricetta di Ciccirenella, compagnia di cella data mamma. Io sono felicissima, infatti sono venuta a bermi il caffè finalmente al mio bar preferito. Piccoli gesti di una ritrovata quotidianità hanno scandito il lunedì finalmente giallo di tanti trevigiani, nella speranza che non sia un abbaglio. Si spera che la gente capisca che bisogna che stia a casa lo stesso, però, che non è un libero di tutti, perché la situazione è grave per l'economia, per la salute in primis. Bisogna ovviamente aspettare e stare attenti, però bisogna ripartire assolutamente. Già ripartire, lo sanno bene i gestori dei locali da mesi sulle montagne russe. È stata una ripresa di un'attività per noi tradizionale, speriamo che possa continuare e speriamo che le persone capiscano che gli assembramenti sono sempre da temere. E se il primo caffè è un piacere, il primo spritz per alcuni è l'estasi. C'è differenza tra berlo dentro e berlo fuori, assolutamente, è un'altra prospettiva di vita. Distanziati e con lo spritz, sì, che è meglio che solo distanziati, assolutamente. Ed oggi hanno riaperto le porte anche i ristoranti per il pranzo, tra la gioia degli avventori e le precauzioni e le preoccupazioni di ristoratori. Sentiamo. Lavoriamo tutto il giorno al freddo e almeno a mezzogiorno mangiare un piatto caldo e comodo. Beh, una gran comodità rispetto a prima. Se da un lato gli avventori dimostrano tutta la loro felicità per riuscire a consumare un pasto caldo comodamente seduti in sala con l'apertura di ristoranti e bar grazie alla zona gialla, dall'altra i ristoratori esprimono la loro preoccupazione per i pochi clienti ed il clima di incertezza che regna nonostante la ripartenza. La ripartenza adesso vediamo com'è. Per il momento non ci sono grosse aspettative, si naviga proprio a vista, sperando che la barca non faccia acqua da tutte le parti. Con l'asporto i ristoranti fino ad oggi hanno lavorato poco, d'ora in poi tutti si augurano di fare quegli incassi che mancano da mesi. Ma diciamo, un'area di ottimismo la vedo un po' una parola grande, diciamo c'è un bisogno di ripartire, c'è bisogno di avere lucidità, avere idee e portare avanti il nostro lavoro, soprattutto dopo aver fatto 2 pause importanti. Le presenze non mancano soprattutto nei locali periferici comodi per il parcheggio, a riempire le sale sono soprattutto i lavoratori, la preoccupazione degli esercenti si sposta di conseguenza alla sera quando le porte dovranno chiudersi alle 18, anche se si potrà continuare con l'asporto fino alle 22. Perché durante il mezzogiorno effettivamente abbiamo un buon lavoro, ma è la sera che siamo chiusi da oltre 3 mesi, che fa la differenza per i ristoratori. Si scongiura, senza nominarla, la terza ondata pandemica che potrebbe rivelarsi la fine per tante attività commerciali. Se si dovesse chiudere per noi, a meno che
non ci sia un aiuto consistente, che non può essere quello che ci è stato dato o promesso fino adesso, per noi sarebbe la fine. Implicherebbe la chiusura, penso, per il 70% di negozi, non solo la ristorazione, tutti quanti. Ripartiamo, vietato sbagliare, dice il prefetto di Treviso. Gli assembramenti sono da evitare. Siamo pronti da tempo, ci dicono i ristoratori. Adesso basta, vogliamo lavorare. Il timore ora si chiama assembramento ed è polemica a distanza tra Comitato Tecnico Scientifico e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i sindaci chiamati in causa in questa fase di riaperture affinché esercitino i loro poteri per evitare appunto gli assembramenti. L'appello che faccio è quello di non continuare al gioco dello scaricabarile, ma di assumersi ognuno di noi come liberi cittadini la responsabilità di cominciare un percorso di vita quotidiana diverso. Il riferimento allo scaricabarile di Mario Conte, sindaco di Treviso ma anche presidente dell'ANCI, si collega al botta e risposta a distanza tra il presidente nazionale dei comuni Antonio De Caro e Agostino Miozzo, coordinatore del CTS. Miozzo, di fronte alle immagini di strade e piazze affollate, ha ricordato ai primi cittadini che hanno il potere di intervenire contro gli assembramenti nelle città, ma la replica di De Caro è stata immediata. Basta con il tiro al bersaglio sui sindaci. Noi siamo ben consapevoli di quelle che sono le potenzialità da un punto di vista normativo. Siamo meno sicuri però delle capacità organiche che abbiamo poi per poter mettere in campo delle misure di vigilanza di quelli che sono i provvedimenti, le ordinanze. C'è da dire però che se non cominciamo una nuova fase anche da un punto di vista mentale dell'aiuto reciproco anziché dello scaricabarile, non ne veniamo fuori. Sindaci abituati a esporsi in prima persona, afferma De Caro, e Conte lo conferma, perché pur essendoci la volontà di far ripartire bar e ristoranti, spiega senza mezzi termini di non avere intenzione di tollerare comportamenti a rischio. Abbiamo conquistato con grande fatica questo assaggio di libertà con questa zona gialla e non abbiamo alcuna intenzione di lasciarcela sfuggire, quindi staremo attenti a quelle che sono le situazioni di possibili assembramenti e se sarà necessario saremo anche molto severi nei confronti di quelle persone che mettono a repentaglio il buon esito di questa situazione a tutti quanti. Ci fermiamo ora per la pubblicità, ma restate con noi, ci rivediamo tra poco. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso, andiamo ora a Marghera dove questa mattina un gruppo di imprenditori, compresi numerosi trevigiani, ha manifestato davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate. Chiedono una tregua fiscale per permettere alle aziende di riprendersi dopo la crisi. Sentiamo. Le partite IVE non sono untori, sono lavoratori. Abbiamo bisogno di un anno fiscale bianco perché abbiamo necessità di tenere quella poca liquidità che svilupperemo quest'anno in azienda e poter appunto reinvestire nell'azienda per permetterci poi di sopravvivere e di ricominciare appena la pandemia sarà finita. Hanno scelto di manifestare davanti all'ente che, dicono, li metterà in ginocchio nei prossimi mesi, davanti alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate e proprio nell'orario in cui i dipendenti iniziano il turno di lavoro. A Marghera il primo pallido sole di una fredda mattinata di febbraio illumina commercianti, baristi, ristoratori, titolari di varie attività uniti dalle gravissime difficoltà che la crisi del coronavirus ha portato alle loro imprese. Chiedono tra l'altro una rottamazione delle vecchie cartelle esattoriali. Siamo stati aperti per mesi, ma per niente perché non c'era nessuno in centro. Dopo i mesi di lockdown abbiamo avuto una ripresa, per modo di dire, perché questa non è ripresa, e con tutte le restrizioni è quasi costato più stare aperti che rimanere chiusi. Ormai ho consumato anche i risparmi personali, per cui in questo momento qui è proprio difficile andare avanti e con una proiezione, una prospettiva per il futuro che non ci dà certamente un aiuto, una speranza. Ogni tanto tra i manifestanti e chi entra nel palazzo c'è qualche scambio di battute, anche colorito, ma l'esasperazione di chi teme il fallimento della propria attività e la perdita del proprio posto di lavoro è davvero al limite. Perché ha le brioche,
Perché ci rifacciamo a quello che era la rivoluzione francese, no? Che dicevano che se non hanno il pane per mangiare che mangino pure brioche, allora noi abbiamo portato le brioche perché il pane da mangiare non ce l'abbiamo più. Una rappresentanza di Veneto Imprese Unite ha potuto infine esporre le proprie istanze direttamente al direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate. Altre richieste riguardano una legge straordinaria per il fallimento e un abbattimento del costo del lavoro per mettere freno a futuri licenziamenti. Trovare un espediente tramite una tassazione agevolata con cedolare secca per i proprietari dei nostri locali ci permetterebbe magari di poter avere diritto a delle agevolazioni che ci permetterebbero di pagare appunto anche gli affitti in maniera più regolare. E da oggi hanno riaperto anche i teatri. Ottima l'affluenza di pubblico in questa prima giornata di riapertura, compresi anche i musei, ed un calendario di eventi che si arricchisce per i prossimi mesi a Treviso. Più di 500 trevigiani hanno visitato nella prima giornata di riapertura al pubblico i musei civici da Santa Caterina al Bailo. Un risultato oltre ogni aspettativa, trattandosi di un lunedì, giorno tradizionalmente di chiusura. Ma la gratuità per tutto il mese, la voglia di tornare ad ammirare le opere d'arte, la libertà di spostamento e una giornata quasi primaverile sono stati un invito irresistibile. È stato molto bello l'apertura, vedere già molte persone che si erano prenotate nonostante appunto di solito non siano abituate a venire al museo di lunedì. Quindi molta gioia, perché vuol dire che la città e i nostri cittadini hanno bisogno di bellezza. Per i primi 100 visitatori ci sarà anche un omaggio sia per i grandi che per i piccini. Per i grandi l'omaggio sarà particolarmente interessante perché sarà o il nostro bollettino, quindi il racconto di un anno di quello che il museo ha prodotto anche dal punto di vista scientifico, oppure la mascherina che io sto indossando, quindi che è stata realizzata in collaborazione con un'azienda artigianale del nostro territorio. A marzo la grande mostra dedicata ai manifesti del cinema firmati da Renato Casaro, quindi l'evento incentrato su Dante e la Divina Commedia. Dalla primavera inoltre le visite guidate si fonderanno con il teatro. L'attore con una sceneggiatura adeguata riesce a immedesimarsi non solo nell'artista o negli artisti di cui si parla, ma anche nelle opere. Sono le opere che parlano, come? Attraverso sia la guida o l'animatore comunque museale che fa un po' da tramite. Io mi auguro da questa tarda primavera-estate, probabilmente usando i bellissimi chiostri che noi abbiamo e quindi consentendo a tutti di partecipare. Non più sacchi neri per ridare ai familiari gli effetti personali dei malati di Covid morti in ospedale. Nasce dal volontariato un'iniziativa che porterà alla consegna all'ospedale Cafoncello di 1500 sacchetti pensati per dimostrare partecipazione al dolore di chi ha avuto un lutto. Effetti personali dei morti di Covid restituiti ai familiari in sacchi neri simili a quelli dell'immondizia. Sono state molte le famiglie trevigiane colpite in questi mesi non solo dal lutto, ma anche dalla durezza di un distacco a cui il rischio di contagio ha tolto umanità. È stata Martina, la figlia del ristoratore Arturo Filippini, vittima anche lui del virus, a contattare Marco Varisco, presidente dell'associazione 11 di Marca, per raccontargli di questo dolore che si è aggiunto al dolore. Mi ha chiamato una sera e mi ha appunto detto che non riusciva a dormire di notte per, tra virgolette, l'incubo e il pensiero di quando aveva ricevuto gli effetti personali di papà su questo sacco nero. E da là è partito tutto. Già da quella sera io avevo già cominciato a disegnare quell'angelo che per me era Arturo, e da là è partita proprio tutta la parte organizzativa. Queste iniziative qua io spero che prendano piede in tutta Italia, perché è una situazione che proprio fa molto male. Io stamattina abbiamo fatto la prima consegna in terapia intensiva, è stata molto forte, è stata una situazione molto forte e emozionante. Borse bianche dunque, con il sacchetto contenuto all'interno e un cuore su cui scrivere il nome del proprietario degli oggetti da restituire. Un atto di sensibilità verso chi soffre, che ha subito trovato d'accordo sponsor, comune e azienda sanitaria, e che nella sua realizzazione ha visto il coinvolgimento di ragazzi autistici. L'oggetto è un oggetto molto particolare. Abbiamo cercato di impreziosirlo, passatemi il termine, coinvolgendo questi ragazzi che magari sono meno fortunati, ma che per loro il poter avere dei minuti, perché parliamo di minuti di lavoro per ogni borsa, vuol dire ore di lavoro, vuol dire ore di inclusione e ore di amore che diamo a questi ragazzi. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia.
Una Santa Barbara in casa, un opificio in salotto per la ricarica dei proiettili, guai seri per un pensionato settantenne del centro Cadore arrestato la scorsa settimana per una sfilza di reati legati alla detenzione di armi. 8 kg di polvere da sparo, migliaia di bossoli, oltre 20 kg di ogive, poi inneschi, kit per ricaricare i bossoli, culate con carrelli, pezzi d'armi da guerra, barre d'acciaio semilavorate. In casa un vero e proprio laboratorio per la costruzione di armi e munizioni. Nei guai è finito un noto cacciatore pensionato del centro Cadore. L'uomo, vedovo settantenne, era sottoposto a un'intensa sorveglianza da parte della sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato per un'altra indagine penale. Martedì scorso una perquisizione domiciliare delegata eseguita dai carabinieri di Pieve di Cadore ha portato alla scoperta della Santa Barbara. La nostra finalità era quella di fare una verifica armi su come erano detenute a fronte di una pregressa segnalazione che avevamo avuto. Da lì la Mara è anche bella scoperta. Tra i pezzi sequestrati anche un fucile risultato rubato oltre 20 anni fa in zona, un armamentario certamente non per uso personale, sospettano gli inquirenti che hanno sottoposto l'uomo ad arresto per detenzione illegale di armi, illegali e clandestine, fabbricazione di arma, ricettazione e detenzione illegale di munizionamento e polvere da sparo. L'uomo, dopo l'arresto chiesto dalla PM Roberta Gallego e convalidato dalla GIP Enrica Marson, è stato sottoposto alla detenzione domiciliare. Estraneo ai fatti il figlio che vive con lui. Quando i carabinieri sono entrati in casa, le armi erano dappertutto. Le armi vanno custodite, come è logico, con ogni diligenza, con la diligenza massima del buon padre di famiglia e di conseguenza custodite in maniera che solamente il detentore delle armi, quindi colui che ha un titolo di polizia atto al maneggio delle armi, possa utilizzarle, maneggiarle. L'indagine è solo all'inizio, le armi saranno inviate per la perizia nel Bresciano al Banco Nazionale di Prova. Gli inquirenti hanno buone ragioni per ritenere che l'attività del pensionato, che getta discredito sulla categoria dei cacciatori, fosse nota nell'ambiente. L'appello è contattateci, toglietevi qualche sasso della scarpa e magari vediamo di togliere da questa categoria, che riteniamo comunque pulita, questi soggetti che vi incidono negativamente. Sta collaborando? No. Il nostro arrestato non sta assolutamente collaborando sul punto, tant'è che su questo stiamo indagando in maniera molto molto serrata. Una notizia di cronaca che arriva da Cortina. Un giovane albanese di 19 anni, operaio residente a Treviso, è rimasto gravemente ferito oggi dopo essere stato colpito da una massa di neve mentre stava lavorando su un'impalcatura per realizzare un palco per realizzare servizi TV in occasione dei mondiali di sci. L'impatto l'ha fatto cadere al suolo, il giovane ha riportato gravi ferite, è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Brunico. Il peggiore incubo diventa realtà. Stagione finita per Sofia Goggia. La discesista azzurra si è infortunata in una caduta sulla neve fresca a Garmisch dopo la cancellazione del Super G in programma ieri. Risonanza e TAC hanno confermato la frattura composta del piatto tibiale. Non ci sarà bisogno di un intervento chirurgico, ma solo di riposo e fisioterapia per un periodo di circa 45 giorni. L'infortunio le costa i mondiali di Cortina, dei quali la Goggia è ambassador. L'atleta azzurra era pronta per affrontare l'evento da assoluta protagonista e favorita numero 1 per la medaglia d'oro nella sua disciplina. Cambiamo argomento, i residenti di Miera sono sul piede di guerra, sentiamo perché nel prossimo servizio. Belluno non ha bisogno di una tangenziale, non certamente della Marisica-Cucciolo, che spaccherebbe in due l'area residenziale di Mier. La strada, sulle carte del progetto di fattibilità approvato dalla Giunta Massaro, prevede il collegamento fra la statale 50 e la regionale Gordina. I residenti di Mier, riuniti in comitato, annunciano battaglia. Io, come portavoce di questa iniziativa popolare, raccolgo le opinioni della gente che abita in zona e tutti, devo dire, tutti sono contrari. Questo è un quartiere residenziale, questo è anche quello di Mussoi, e non ha nessun senso parlare di circonvallazione. Per il comitato meglio sarebbe pensare ad una vera circonvallazione per un collegamento più fluido fra la parte est-ovest su del Piave con la parte nord verso Lagordino. Il progetto si basa su dati vecchi di circa 10 anni, sull'analisi del traffico, poi c'è stata un'analisi più recente ma comunque sempre pre-Covid.
Oggi come oggi la soluzione più giusta sarebbe intanto vedere se davvero c'è ancora tutto questo traffico. La settimana scorsa il comitato ha riunito in videoconferenze i residenti e i consiglieri comunali d'opposizione per i quali l'opera è inutile. C'è poca chiarezza, denunciano i residenti che lamentano il mancato confronto con il territorio. L'obiettivo del progetto della Giunta Massaro è quello di alleggerire il traffico alla rotatoria della Cerva. Quella strada avrebbe dovuto progettarla e costruirla la società proprietaria della ex ICB come opera di compensazione a seguito dell'edificazione della nuova Feinar, ma tutto è rimasto fermo e oggi Palazzo Rosso ha deciso di andare avanti. Costo dell'opera 1.800.000 euro ed è già partita la caccia al finanziamento. Per il Comune si tratta di un intervento che rientra nel piano di opere strategiche per la città, ma i residenti di Mier hanno iniziato a percorrere la strada della petizione popolare. Ci batteremo finché non ci ascoltano. Questa sera dalle 21:15, come ogni lunedì, torna Ring, ospiti di Ferdinando Avarino, Roberto Papetti, direttore del Gazzettino, e poi Fabio Bui, presidente della provincia di Padova, Alberto Villanova della Lega, Sara Moretto di Italia Viva, Elena Donazzana, assessore all'istruzione della Regione Veneto, Cristian Minchio, ristoratore, e poi Ines Marini, presidente della Corte d'Appello di Venezia. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio al meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Pressione in temporaneo aumento. Nella giornata di martedì 2 febbraio il tempo risulterà buono e generalmente asciutto, ma vediamo insieme la previsione. Sul Veneto precipitazioni assenti, prevalente alternanza di nuvole e rasserenamenti, con ampi spazi soleggiati, ma anche con qualche nebbia a carattere sparso in pianura e nelle valli prealpine fino al mattino, poi in dissolvimento ma in nuova formazione di sera. Venti a tratti moderati da direzioni variabili. Temperature in lieve aumento, minime tra -1 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra 8 e 10 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà simile, con tanto sole ovunque, salvo per locali addensamenti, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece sui 9-10 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo risulterà a tratti nuvoloso ma senza piogge associate, col passare delle ore ampie parentesi soleggiate. Temperature minime intorno a -1 grado, valori massimi invece sugli 8-9 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.